Buongiorno da Rosolina Mare, 9 agosto, diverse spiagge italiane hanno visto gli ombrelloni chiudersi per 2 ore in seguito di protesta contro il governo. Anche a Rosolina alcuni operatori hanno partecipato a questa manifestazione, tra cui Leonardo Ferro del Bagno Tamerici. Voi avete aderito a questa protesta, blanda protesta. Sì, esatto. Cosa sperate di ottenere? È per tirare un po' l'attenzione dell'opinione pubblica. Dopo 14 anni di rinvii e proroghe siamo stanchi. Fra qualche giorno il governo andrà in ferie e per l'ennesima volta non vogliono affrontare la questione della balneazione italiana. Siamo allo stremo, non sappiamo quale sarà il nostro futuro e troviamo sia giusto far sapere anche al turista quella che è la nostra situazione. E non è che noi vogliamo i rinnovi delle concessioni, punto e stop. Noi siamo qua, vogliamo sicurezza e siamo disposti a investire, a rinnovare gli stabilimenti balneari. Qui a Rosolina ne abbiamo estremo bisogno, abbiamo strutture vecchie e vogliamo venirne fuori da questa situazione. Ecco, quindi dice non possiamo investire se non abbiamo la certezza di poter avere una concessione un po' più lunga, però una percentuale di vostri bagni sono in concessione già con la regola Bolkestein, o sbaglio? Qualche comune ha adottato la legge Bolkestein, nel Veneto soprattutto, però bisogna vedere cosa succederà a livello governativo, perché il governo va al di sopra delle leggi regionali e quindi anche lì si sono buttati, però con un bel rischio, insomma, ecco, quindi bisogna capire un attimino che cosa succederà, che decisioni prenderanno a livello statale, a livello governativo. Vi sentite un po' abbandonati da Roma? Ci sentiamo un po' abbandonati da Roma perché gliel'abbiamo spiegato in tutti i modi, siamo stati a Roma diverse volte, abbiamo il nostro sindacato che non sa più come farglielo capire, non si sa perché la politica non vuole affrontare questa situazione. Però a Roma nell'ultima manifestazione eravate in pochi. Eravamo in pochi perché noi del Veneto siamo favorevoli alle gare, alla legge 33, quindi aprire il bando e quindi può sempre esserci qualche infiltrato, come è successo a Jesolo, hanno applicato la legge 33 e poi Geox ha fatto man bassa delle concessioni, quindi ecco, noi vogliamo delle leggi che ci tutelino e soprattutto che le spiagge non vadano in mano alle multinazionali o agli stranieri. Le nostre spiagge italiane devono restare italiane, sono tutte a gestione familiare con dipendenti e non vedo perché bisogna fare queste gare. Oddio, è giusto, se c'è della spiaggia libera che può essere messa a gara, è giusto fare le gare, ma i vecchi concessionari che hanno già speso una vita non possiamo dall'oggi al domani a dirgli tu vai a casa e viene un altro.